Buongiorno a tutti, grazie a CLAL e a Grazie Relative Vicentine per l'invito. Vi volevo dare un po' il nostro punto di vista. Noi siamo una società, forniamo molte aziende del settore lattiero-caseario, una società che sviluppa e vende sistemi di confezionamento. Io lavoro nel gruppo marketing, come vi dicevo, nella parte food. Operiamo a livello globale, quindi è interessante capire e anche allargare il discorso non soltanto al Veneto, terra meravigliosa, l'Italia ancora più bella, no? Ma un pochettino più con un approccio un pochettino più ampio, perché concordo pienamente con l'ultimo intervento. Alle volte la mancanza di una regolamentazione precisa può dare adito, può dare rischi a, ecco, che qualche svedese ci imponga poi qualche cosa che non è realizzabile qui. Comunque, io volevo condividere con voi il punto di vista di Sealed Air. Sealed Air è una multinazionale americana, per cui con grande sensibilità. Vado veloce su qua perché vedo che concordiamo tutti sul fatto che il concetto di sostenibilità è sempre più allargato, per cui non è soltanto legato alla pura ambientale, ma molto alla parte etica, sociale e naturalmente alla performance economica. Okay? Io avevo chiesto a Laura di mettere qui una slide che rappresentasse quelli che sono i consumi, cioè oggi se con una bacchetta magica il mondo intero si trasformasse, no? E tutto il mondo consumasse come se, ok? Questo sarebbe l'impatto, vale a dire se tutto il mondo consumasse come consumano i prodotti alimentari in Bangladesh, saremo a cavallo, saremo a posto, nel senso che dal punto di vista di sostenibilità non avremo nessun tipo di problema, ok? Però noi viviamo in Europa, quindi qui in questa cosa abbiamo due nazioni europee abbastanza avanzate, per cui Svizzera e Olanda, ok? Quindi se tutto il mondo consumasse come consumano prodotti alimentari in Olanda, consumerebbero 3,2 volte la disponibilità di produzione alimentare che abbiamo su questo pianeta. Quindi la sostenibilità deve essere sì economica, ambientale e tutto, ma probabilmente anche quando si parla di consumi, si parla di impatto sociale, probabilmente anche il futuro dovrà comunque prevedere un ripensamento anche nei consumi alimentari, o comunque a breve termine tentare di capire come ottimizzare questi consumi alimentari. Noi ci focalizziamo molto come società di packaging logicamente su questa parte. Lo spreco alimentare rappresenta un punto veramente che non è né etico né sostenibile dal punto di vista ambientale e non è sostenibile dal punto di vista economico. Okay? Capisco che lo spreco aumenta i consumi, okay? Però abbiamo visto che pensando a come si sta sviluppando o come si è già sviluppata la Cina o come si svilupperanno aree del mondo che giocoforza arriveranno a consumare come noi europei o come gli americani, logicamente bisogna pensare a qualche cosa. A lungo termine probabilmente il nostro sistema non è molto sostenibile. Okay? Quindi lo spreco alimentare, vabbè, sono dati che tutti noi conosciamo, sentiamo spesso parlare di questa cosa, però alle volte se uno si mette e magari tenta di trasformare queste percentuali in tonnellate, noi l'abbiamo fatto così, facendo due calcoli veloci, è veramente impressionante, ok? Cioè, se un terzo del cibo, lo sanno tutti ormai, se chiediamo a chiunque passa per strada, sì, un terzo del cibo viene buttato, ma è un dato allucinante se ci pensiamo. Ma dove e che cosa comporta questo spreco? È fondamentale tentare di cominciare a capirlo, ok? Il 24% del consumo energetico, si è parlato di carbon footprint, si è parlato di water saving, si è parlato di energy saving. Okay? Io ho ricevuto la settimana scorsa da un nostro cliente tedesco, okay? Giusto per non parlare di standard, mi allineo a quello che lei ha presentato, una richiesta perché questi stanno dichiarando che nel giro di 5 anni vogliono ridurre i consumi d'acqua, che parlare di riduzione dei consumi d'acqua del 50% in un'azienda del settore lattiero-casearia sono obiettivi folli sulla carta, ok?
e quindi vogliono tentare di togliere, eliminare i consumi d'acqua dove non sono indispensabili o ridurli al massimo, ok? Per cui il concetto di dry factory, io l'ho sentito per la prima volta settimana scorsa, non so poi se questo diventerà uno standard fra 6 mesi, perché è vero che quello che sentivamo parlare di quanto veniva detto sulla sostenibilità alcuni anni fa, adesso è diventato lo standard per tutti, per cui sono cose che vanno molto molto veloci, processi molto veloci. In Italia, questi sono dei dati un pochettino più riferiti all'Italia, va bene? Ci discostiamo poco dai dati europei, internazionali. Fondamentalmente sprechiamo molto e dove sprechiamo poi lo vediamo, ok? Diamo una quantificazione dello spreco alimentare, trasformando diciamo, lo spreco alimentare, ok? Calcolando quello che è il carbon footprint di questo spreco alimentare, cioè qual è il consumo, cioè la produzione appunto di emissioni di gas, di CO2 e via di seguito, ok? E consideriamo lo spreco alimentare del mondo come se fosse una nazione, ok? Vediamo qui, dopo Cina e Stati Uniti, cioè lo spreco alimentare nel mondo sarebbe la terza nazione per volume a livello di impatto come carbon footprint. Ripeto, vi do tutte queste informazioni per pensare a una cosa e poi vediamo come io ho pensato di sfruttarla, questa cosa dal punto di vista marketing. Sono processi veloci, non sono opzioni, sono argomenti, sono totalmente d'accordo con quello che ha detto lei prima, sono argomenti che, ripeto, non possiamo scegliere di considerarli o meno, saranno dei must assoluti nel giro di brevissimo tempo finché non arriveranno poi magari delle regolamentazioni più o meno veloci. Ho analizzato lo spreco alimentare su due livelli, uno a livello distributivo e uno a livello consumatori. Su questo vi faccio fare solo una veloce riflessione. Logicamente io, come tiro l'acqua al mio mulino, come produttore di imballaggi per prodotti alimentari deperibili, do una grande importanza a questo valore, vale a dire la richiesta di una protezione più lunga di un prodotto fresco, non soltanto come estensione della shelf life, ma come mantenimento della qualità, della freschezza e di tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto stesso, è un fattore determinante. Qui il packaging gioca un ruolo fondamentale. Okay? Dall'altra parte una veloce riflessione. Io oltre che di questa parte, per cui tutto il mercato dairy per Europa, Middle East e Africa, mi occupo anche per Silder di e-commerce. Okay? I dati sull'e-commerce sono impressionanti, anche qui partendo sempre da nord a sud a discendere. Okay? Attenzione, stiamo facendo dei calcoli, non li ho pronti e non li potevo presentare oggi, di che cosa voleva dire questo o questo in un sistema distributivo diverso da quello del retail standard. Per cui pensando alla home delivery, pensando alla consegna a casa di un prodotto alimentare fresco. Okay? Li presenteremo questi dati presto, però attenzione, soltanto pensare a un cambio di canale distributivo, quale potrebbe essere l'impatto dal punto di vista degli sprechi, cioè che cosa vado a buttare e per quale motivo, okay? E con noi come produttori di packaging cosa possiamo fare per limitare questa cosa. Dal punto di vista dei consumatori, anche qui la durata del prodotto ha sempre un impatto, no? Però secondo me se andiamo a prendere questa parte e questa parte, no? Entrambi si possono collegare con le abitudini che vi ho fatto vedere prima, insomma. Ognuno di noi era abituato, sempre maggiore la sensibilità di ridurre, no? I quantitativi di merce acquistata, però è vero che ancora oggi la maggior parte del cibo viene sprecato perché ne compriamo troppo o compriamo male o comunque il nostro stile di vita di fretta, di corsa, una cosa e l'altra non ci consente di fare una pianificazione e un'educazione all'acquisto e al consumo, no? Un pochettino più interessante, un pochettino più intelligente.
Salto questa cosa perché vi volevo far vedere, visto il tempo limitato che ho, la mia presentazione poi verrà condivisa, quindi se ci sono poi degli spunti potete contattarci. Volevo dedicare 2 minuti a quest'ultima parte. Noi abbiamo tentato di capire e creare una mappa per tentare di capire, non essendo appunto in assenza di leggi o possibilità di misurazione, oggi ho visto che ce ne sono alcune anche, io non sono un esperto di sostenibilità, ripeto, però dal punto di vista marketing, dal punto di vista delle argomentazioni di vendita, tentare di capire come io posso sfruttare le 3 aree di sostenibilità, per cui ambientale, sociale ed economica, no? Per costruire qualche cosa che possa essere in linea con quello che il mercato sta cercando. E allora abbiamo fatto questa cosa, no? Questa mappa della sostenibilità, in cui abbiamo inserito gli indicatori ambientali, sociali ed economici che normalmente, l'unico strumento a disposizione, sono i claim che le aziende multinazionali fanno. Noi come Silder siamo quotati alla borsa di New York e tra i claim che facciamo, gli obiettivi che dichiariamo ogni anno, ci sono anche gli obiettivi di sostenibilità e la nostra azione sale o scende non soltanto se facciamo il budget economico, ma se dichiariamo che la Silder come azienda è un'azienda a discarica zero per tutti i cicli produttivi e se non riusciamo a raggiungere questo obiettivo, la nostra azione scende ed è diciamo, un parametro molto, molto tangibile. Okay? Qui abbiamo definito appunto queste aree in cui vediamo ci sono parte di responsabilità, parti ambientali e parti economiche. Okay? Qui sono degli esempi, li ho lasciati anonimi perché noi facciamo questo esercizio spesso e volentieri, lo facciamo anche per i nostri clienti, per cui richiesta lo possiamo fare anche per voi. Il messaggio che do io è del mio ultimo messaggio, prima di lasciare la parola a qualcun altro, è questo. Gli obiettivi di sostenibilità sono parte degli obiettivi di qualsiasi azienda che lavora a livello di tutta la supply chain, per cui produttori, distributori e tutti gli operatori intermedi. Okay? È veramente importante considerarlo. Sapere se all'interno di questa supply chain io come azienda produttrice, per cui io che produco packaging, voi che producete formaggi o prodotti lattieri caseari, siete in linea con quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità dei vostri clienti, è assolutamente importante, è assolutamente imprescindibile. Perché, esempio, questo si legge così, dopo ve lo ripeto, qui sono tutti gli obiettivi, ok? E questi dati sono pubblici, sono nei website, nei website corporate delle aziende, sono negli annuari che vengono pubblicati, cioè gli obiettivi di sostenibilità fanno parte integrante degli obiettivi di un'azienda, ok? E sono misurabili o comunque dichiarati, ok? Quindi se io faccio un prodotto che garantisce l'80% di risparmio di acqua, ma il mio cliente non ha questo negli obiettivi di sostenibilità, probabilmente io questa cosa la posso sbandierare in 1000 modi, la posso comunicare, la posso mettere come sostenibile, come l'olio, no? Però se questo non è interessante per il mio cliente finale, sì, lo comunico, ma il rischio di ridondanza e comunque che il messaggio vada perso è assolutamente alto. Okay? Quindi quello che vi consiglio di fare come suggerimento finale, noi lo facciamo, ripeto, e se volete alcune indicazioni in più poi potete contattare Laura Passerini, tramite Angelo potete avere tutti i suoi riferimenti. È molto interessante fare questo esercizio. Il mio cliente, quali obiettivi di sostenibilità ha? Dove li posso reperire? Siti internet, annuari, dichiarazioni, interviste, qualsiasi cosa, ok? Sapere se io sono allineato con questa catena, i miei obiettivi sono allineati con quelli che sono gli obiettivi del mio cliente, è un fattore fondamentale per valorizzare, dare un peso, dare un valore, perché sappiamo tutti che qualcosa che non ha un valore misurabile o che non ha un valore percepibile da chi sta dopo di noi
probabilmente non è assolutamente un valore. Probabilmente spendiamo miliardi, o adesso scusate, miliardi, stiamo parlando ancora di lire, spendiamo milioni di euro per ridurre il consumo d'acqua, ridurre il consumo energetico, il carbon footprint, quando magari a chi sta dopo di noi è più, per chi sta dopo di noi è più interessante qualcos'altro, va bene? Questo è il mio ultimo messaggio, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e niente, per qualsiasi domanda contattateci pure. Grazie. Grazie Aldo. Non solo le presentazioni di oggi verranno condivise su Teseo, ma anche i video, infatti vedete le telecamere in sala, anche i video saranno resi disponibili nei prossimi giorni sui nostri siti web. Prima di procedere con le buone pratiche in Veneto, vorrei interpellare Lucio De Lorenzi di GEA Italia. Se si può alzare per favore, grazie. Lucio, la sostenibilità significa anche innovazione. Quali sono le innovazioni che un'impresa può adottare per rendere la trasformazione più efficiente e sostenibile? Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, dunque GEA, penso molti di voi la conosce, è un'azienda che fornisce impianti di trasformazione anche per l'industria lattiero-casearia. Noi come fornitori di impianti ovviamente possiamo dare il nostro contributo a migliorare anche dal punto di vista della sostenibilità i vostri processi produttivi. Io sentendo anche gli interventi precedenti penso che valga la pena di attirare l'attenzione soprattutto per quello che riguarda le produzioni lattiero-casearie sull'acqua. Noi tutti sappiamo che le produzioni sia di latte alimentare che di latte industriale, quindi di formaggi, sono tra le produzioni che consumano più acqua tra quelle più note, nel senso che mediamente per ogni litro di latte trasformato si consuma almeno 1 litro di acqua, se non 2. Quindi la nostra idea è che nei prossimi anni sicuramente, anche alla luce tutti sappiamo le problematiche di siccità, di global warming, la scorsa estate sappiamo tutti la scarsità di acqua che già ha cominciato a farsi sentire qua in Italia, e quindi sicuramente riteniamo che nei prossimi anni ridurre il consumo di acqua nelle produzioni lattiero-casearie sia una delle cose più importanti. E qui ci sono varie possibilità. Ad esempio nei caseifici, il professor Disegna ne parlava prima, già molti produttori recuperano il siero concentrandolo spesso con impianti di evaporazione o di osmosi inversa, e questo sicuramente è un aspetto positivo. In questi impianti comunque si producono condense o permeati, e questi con un semplice processo di ulteriore osmosi possono produrre dell'acqua che si può recuperare tranquillamente per i lavaggi all'interno dell'impianto. E quindi questa è sicuramente una strada che a mio avviso le aziende che operano nel nostro settore dovranno praticare in futuro. Nei processi produttivi diciamo più specifici del formaggio, GEA ad esempio ha sviluppato un nuovo tipo di filatura. Sapete che GEA ha acquisito qualche anno fa CMT, un'azienda italiana nota produttrice di impianti per produzione di mozzarelle. CMT ha sviluppato ad esempio una filatrice che funziona a vapore, non ad acqua calda. Con questa nuova tecnologia si riduce del 90% la produzione di acqua di filatura, quindi si recupera molto dal punto di vista del consumo di acqua, e si ha anche fra l'altro una riduzione dei consumi energetici, perché l'efficienza termica del vapore è superiore a quella dell'acqua calda. Poi ci sono tante altre possibilità, non voglio però portarvi via troppo tempo, e quindi ringrazio tutti per l'attenzione.